Questo servizio è offerto da Coop Services, risorse umane e soluzioni per il territorio. Mercoledì scorso è stato presentato in un incontro pubblico nella sala veneziana straripante di pubblico il progetto preliminare della nuova SR10 del tratto Carceri-Legnago, che sarà successivamente inoltrato alla Commissione per l'impatto ambientale della Regione. Un evento importante, come ha sottolineato l'assessore ai lavori pubblici provinciale e vicepresidente della provincia Roberto Marcato. Oggi finalmente mettiamo la prima pietra, nel senso che si inizia il percorso, l'iter burocratico, che è quello della valutazione di impatto ambientale. E poi ci sarà tutta la valutazione ovviamente sui costi e sui fondi da reperire. Il primo atto che assieme a Roberto Marcato noi abbiamo fatto appena siamo stati eletti è stato quello di andare a Veneto Strade da Silvano Vernizzi e da Renato Chisso per manifestare la volontà della provincia di Padova dell'importanza dell'SR10 non solo come una strada regionale ma come il primo obiettivo che noi abbiamo come provincia per il completamento della grande viabilità che attraversa la nostra provincia. L'incontro si è svolto fra considerazioni tecniche e politiche dettate soprattutto dall'agenda socio-economica che vede soprattutto il montagnanese in crisi economica e di riflesso sociale. Quanto ai dati tecnici, li ha illustrati l'ingegner Tito Finocchietti della Net Engineering. La viabilità ricade all'interno di due province, la provincia di Padova e la provincia di Verona. Sono circa 17 km in provincia di Padova e i restanti 7,5 km in provincia di Verona. Diciamo, questo che presentiamo questa sera è lo studio di impatto ambientale che riguarda questa viabilità. È una viabilità con livelli sfalsati, cioè con intersezioni a livelli sfalsati, e interessa diversi comuni della Bassa Padovana. Quanto a quelli politici, ad introdurli è stato il padrone di casa, il sindaco di Montagnana Giuseppe Mossa. Finalmente, con la presentazione del progetto preliminare e della valutazione dell'impatto ambientale, penso che passeremo il primo grande ostacolo per la realizzazione di un'infrastruttura che per il nostro territorio è vitale. Il quale ha poi, in fase di discussione, sposato l'ipotesi del presidente di Veneto Strade Gastone Vinerbini su un eventuale progetto di finanza, ovvero che non c'è nulla di scritto e non c'è nessun privato con il portafoglio pronto a finanziare la variante alla SR10. Comunque, se si vuole concludere in fretta la realizzazione di questa benedetta variante attesa da 40 anni e passa, occorrerà che il territorio valuti la possibilità del pagamento di un piccolo pedaggio, altrimenti bisognerà aspettare ancora qualche annetto. L'impressione è che i politici seduti al tavolo dei relatori e buona parte del pubblico sia favorevole alla seconda soluzione, costruire la nuova SR10 subito. C'è anche chi non è d'accordo, come Mario Simonaggio, sindacalista della Filt Trasporti, che, in linea di principio, ha affermato che tutte le aree del Veneto devono essere trattate in egual misura. In sintesi, no al pedaggio. Ma tant'è. Dopo un'attesa di 40 anni e passa, è questo il messaggio lanciato fra le righe dal tavolo. Ma sull'assoluta necessità di completare la variante alla SR10 è favorevole anche Giancarlo Piva, sindaco di Este, in quanto crea dei gravi problemi di viabilità all'incrocio sul ponte della Torre. È un'infrastruttura incompleta oggi che anzi crea notevoli ripercussioni su quella che è la viabilità comunale e provinciale del nostro territorio estense. Quindi tutti insieme abbiamo lavorato perché a questa struttura arrivasse fino in fondo, cioè arrivasse fino a Legnago per completare una rete, un tessuto infrastrutturale di cui queste comunità, le comunità della Bassa Padovana, hanno estremo bisogno da decine di anni. Roberto Rettondini, sindaco di Legnago, spiega che hanno realizzato una bretella che si collegherà anche alla nuova infrastruttura. Noi a Legnago abbiamo già in costruzione una variante della strada regionale 10, una variante di 2,5 km. È evidente però che il territorio non ha una necessità di una variante di 2,5 km, bensì una necessità di una variante che vada a coinvolgere tutta quanta quella che è la strada che arriva a Padova quantomeno. Quindi il territorio ha bisogno di risposte positive da parte della politica. Una priorità, quella di un miglioramento della viabilità, che ha visto anche gli istituti di credito come Credi Veneto e Banca Testina in prima fila. Abbiamo raccolto il commento di Fabrizio Gastaldo della Banca Testina. Noi abbiamo contribuito allo start di questo progetto nel 2007 assieme alle altre consorelle qui della Bassa Padovana. Chiaro che abbiamo visto subito un progetto importante in quanto si parla di viabilità, quindi sviluppo e conseguenza aziende e posti di lavoro e soprattutto in un momento come questo
le banche hanno un ruolo importante e non abbiamo voluto mancare, diciamo, a questo appuntamento. Favorevole, soprattutto dal punto di vista di un rilancio economico del Montagnanese, è anche Lidovino Corradin, presidente dell'Unione Provinciale Artigiani del Montagnanese. Sarà comunque un valido supporto anche perché il territorio nostro, oltre che diciamo alla ripresa economica in se stessa, come il manufatturiero, i nostri mercati, così abbiamo anche una necessità di lanciare il turismo, di avere un territorio che possa manifestare quello che è i valori, quelli che sono i valori di questo territorio. Chiudiamo con il commento del sindaco di Casale di Scodosia, Renato Modenese, che non solo è contrario all'eventuale pagamento di un pedaggio, ma è anche preoccupato per il suo paese che definisce tagliato fuori dallo sviluppo. Per quanto riguarda il pedaggio, io a suo tempo ebbi a dire che non ero assolutamente d'accordo col pedaggio. Qualcuno ha detto ma troveremo le soluzioni idonee perché il territorio non paghi. Beh, io oggi sono in attesa di sapere quali sono queste soluzioni perché il territorio non debba pagare le tasse e poi pagarsi anche la strada. Dopo il PATI, piano di azione territoriale, anche la viabilità di un progetto che aveva visto per la prima volta. In origine era un altro che collegava lo svincolo di Montagnana Est alla zona industriale di Casale di Scodosia e ora questo collegamento serve alla zona industriale di Montagnana.